Terza corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del Miglio, Decano, De Gheio di Scali Adri, Jacobin Normand, Detta Lenni, Dragonero Fin in prima fila, Daisy Duck, Dio che bel, Dana, Dora Leo, Dora Pan, Dorotea Trio in seconda. I favori in chiusura sono per Dragonero Fi, a pari quota però con Decano, i due molto molto vicini. Dragonero Fi, ricordiamo, vincitore del debutto. Partenza che vede cercare di emergere dall'esterno Detta Lenni, ma rientra bene Decano che conquista, che mantiene il comando nei confronti di De Gheio Joe al rientro. Numero 6, Invece Dragonero sbaglia AFI, Dragonero Fi. squalificato. E quindi Numero 2, De Gheio Joe, anche De Gheio Joe ha squalificato. sbagliato, rientrante di Materici. In seconda posizione può codarsi Detta Lenni. E all'esterno c'è subito Dorotea Trio che va su Decano. All'esterno anche Dora Pan. Vediamo il completamento dei 436 con Decano che conduce. Ora Dorotea Trio si limita ad accompagnare il battistrada, in schiena Dora Pan, mentre in seconda posizione c'è Detta Lenni. Per corsie esterne ha preso posizione anche Dana, più indietro Dio che belli in quarta pariglia, mentre alla corda seguono in terza posizione Jacobin Normand, in quarta Daisy Duck che precede Dora Leo. Intanto 33,1 per questi 800, per questi 400 metri e chilometro che se ne va nell'ordine dell'1,19,5. In vantaggio è sempre Decano, corsa che non ha avuto ancora un'accelerazione. Ora Dorotea Trio prova ad impegnare il leader. 450 all'arrivo. Detta Lenni in seconda posizione in corda. Poi Dora Pan. Siamo sulla curva finale dopo un parziale in 14,8. Decano si mantiene in vantaggio, cerca l'allungo, sembra in mano per il momento Dorotea Trio. In seconda posizione Decano ai 150 finali è in vantaggio e allunga nelle battute conclusive. La vittoria netta per Decano, secondo posto per Dorotea Trio, mentre per il terzo emerge a centropista Dio che bel, 1,17,3, 29,9 a chiudere. E primo piano per Decano, Salacone in sediolo che Gino Salacone in sediolo che viene a vincere in percorso di testa, controllando Dorotea Trio. Vediamo le battute conclusive. Dorotea Trio è ottima seconda dopo percorso scoperto. Al terzo di spunto Dio che bel. La vittoria quindi per Decano. Gino Salacone al training e in salchi, e ne è anche il proprietario.